Sì, la partita precedente vincevamo 3-2, ci hanno pareggiato a 16 secondi alla fine, quindi insomma è stata una bella beffa. Forse oggi ancora di più, perché penso che abbiamo tenuto la partita in mano tutta la partita. Abbiamo veramente creato tantissimo nonostante le numerose assenze, ma comunque abbiamo un roster eccezionale, pieno di giovani. Oggi erano in campo che hanno fatto tantissimi minuti dei 2004, 2005, 2002, quindi questo sicuramente è un orgoglio per noi, è quello su cui crediamo e su cui puntiamo. È chiaro che poi ci vorrebbe anche un po' di sorte, penso che abbiamo preso 3-4 legni, il portiere loro ha parato bene, però insomma ci servirà per esperienza sicuramente per il futuro. Ecco, dicevi bene, forse è un po' doloroso dire che da queste partite si impara, però può essere appunto un insegnamento in vista di una lunga stagione anche molto intensa. Deve essere un insegnamento sicuramente, perché dobbiamo capire che il campionato di Serie B è tutt'altra cosa, non serve comandare una partita, ma bisogna vincerla e bisogna chiudere, quindi essere un po' più cattivi sotto porta, perché il portiere loro ha dato tanto pali, ma abbiamo avuto anche altre occasioni se avessimo avuto un po' più di cattiveria l'avremmo portata a casa. Ora, prossimo turno, nuova trasferta per il Villauria, si riparte da qui. Cosa porta la squadra dietro in vista del prossimo turno? Spero un po' di rabbia agonistica, il fatto che abbiamo perso questi 4 punti alla fine ce li siamo lasciati alle spalle, adesso riposiamo, quindi abbiamo 15 giorni per ricaricare le pile, speriamo di recuperare qualche infortunato e poi andremo a Mascalucia, che sarà una trasferta dura. Primo gol stagionale, scherzavamo prima dell'intervista, non è sicuramente un gol studiato in allenamento, però è anche figlio della voglia di lasciare il segno in questo campionato. Sì, assolutamente, buonasera a tutti. Abbiamo sfruttato la superiorità numerica, quindi diciamo che c'è stato un pizzico di fortuna, però come hai detto tu la rabbia, la voglia di fare gol c'è stata e quindi ci portiamo a casa questo primo gol. Un po' di amarezza per il risultato finale che non ci vede vittoriosi purtroppo, però questo è il campionato. Serie B è un campionato nazionale, è la prima volta per noi come squadra e quindi dobbiamo anche capire che quando non fai gol o comunque non la metti dentro, la squadra avversaria ha tanta qualità, tanta capacità di fare male quando possono e quindi anche oggi si è visto. Siamo andati sul 3-1 e poi il risultato finale parla chiaro, 3-3. All'ultimo potevamo chiudere al 4-3, sarebbe stato bellissimo, come diciamo, per recuperare i punti persi agli ultimi secondi della scorsa partita, però così non è stato. Sono contento della prestazione dei nostri ragazzi perché tanti giovani oggi in campo, numerose assenze, però abbiamo fatto una grande partita contro una buona squadra. Ecco, tu sei uno dei più esperti della squadra, il che è tutto dire comunque. Cosa pensi che sia mancato in queste prime 2 partite e cosa pensi che, approfittando anche del turno di riposo, la squadra possa guadagnare in esperienza, in crescita nelle prossime settimane? Sì, diciamo che è mancata un po' di esperienza sicuramente, magari anche un po' di stanchezza, perché la prima partita abbiamo preso gol con il portiere di movimento a 16 secondi alla fine, dopo tanti minuti a comandare. Oggi invece abbiamo sbagliato troppo, tanto davanti alla porta. Il primo tempo potevamo allungare sul 4-5-0, pali, traverse, e purtroppo non è andato così e poi li manteniamo in vita gli avversari e quindi ti puniscono. Abbiamo adesso 15 giorni per recuperare gli infortunati, oggi ce n'erano abbastanza e ci prepariamo poi per il match di Mascalucia, che comunque so che sono una buona squadra e quindi avremo tanto da sudare.